L'abbazia Santa Maria di Pero è stata acquistata dalla mia famiglia attorno al 1830 ed era precedentemente un monastero benedettino che risale all'anno 1000 e da quella data in poi è stata adoperata come deposito e centro aziendale. Diciamo, l'importanza principale di questo sito era proprio agricolo. Qua c'erano stalle, c'erano cantine e c'era tutta una serie di attività che servivano per la enorme proprietà che avevano acquisito nel corso dei secoli. La storia di questo luogo è un'alternanza fra periodi fortunati e di sventura, di crisi e di rinascita. Nella seconda metà del 400 l'abbazia chiuse per carenza di vocazioni e ci vollero i benedettini padovani e poi la congregazione veneziana di San Giorgio per risollevarne le sorti. La dominazione napoleonica coincise con l'abbandono dell'abbazia da parte dei religiosi. A salvare il complesso dal degrado e dall'oblio furono le risorse e la lungimiranza dei nuovi proprietari, i Ninni, patrizi veneziani con origini greche che ancora oggi dimorano a Santa Maria di Pero. Con l'avvento della nostra famiglia è stato modificato ancora questo sito per, diciamo, implementare l'aumento delle produzioni. Successivamente poi con l'avvento anche dei bacchi da seta erano diventati anche posti per la produzione poi della vendita degli stessi. Ecco. Un luogo che fu convento, ospedale militare, dimora signorile prima di diventare una moderna azienda vitivinicola e una gradevole meta turistica, inserita nel circuito delle ville venete.